Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringraziamo il Signore per un'altra giornata nella presenza del Signore. Amen. Noi vogliamo alzarci in piedi per lodare il nome del Signore e noi iniziamo leggendo la parola del Signore in Matteo capitolo 6 versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, né che vi vestireste. Non è la vita più del nutrimento e non è il corpo più del vestito. Il Signore provvede tutti i nostri bisogni. Il Signore dice sempre, fidate di me, io sono con voi. E tante volte noi ci portiamo alle spalle tante cose che non dovremmo fare, no? E questa mattina io vi invito a lasciare i nostri pensieri, bolletta da pagare, affitto, fuori di quella porta, perché qua è il luogo per lodare il nome del Signore. Questa mattina il Signore ci ha chiamati alla sua adorazione, perché nella parola del Signore dice che anche questo, la voglia di lodare il suo nome, viene da Lui. E noi siamo stati chiamati per questo questa mattina, di venire alla casa del Signore, nella presenza dei Suoi, in comunione con la sua Chiesa, a lodare il suo nome, ringraziare perché solo Lui è degno di ogni lode e di ogni onore. Amen? E che questa mattina noi possiamo lodarlo, ringraziarlo, ricordare tutto ciò che il Signore è e quello che ha fatto durante la settimana nelle nostre vite. E per quello che la lode è fatta, lo lodiamo perché Lui è, noi lo lodiamo perché la sua presenza c'è. Amen? Chi crede in questo? E noi vediamo la gloria del Signore perché noi siamo chiamati alla sua presenza con lode e adorazione. La parola del Signore: venite con gioia, con le lodi, aprite le porte, entrate nella sua presenza con lode e adorazione al Signore. Amen? E allora noi facciamo questa mattina con gioia, ricordando che il Signore è in mezzo a noi e Lui gradisce la nostra lode, le nostre mani alzate nella sua presenza. Amen? Lodiamo al Signore. Sua mano, suo potere su me.
ci chiama alla sua presenza con gioia e adorazione davanti al suo altare. Che noi possiamo consegnare le nostre vite davanti all'altare del Signore e dire: Signore, eccomi qui, sono pronto a fare la tua volontà. Il Signore ci chiama alla sua presenza, il Signore ci chiama alla sua volontà. Amen? Io voglio essere davanti a te, Signore, pronta, Padre, al tuo volere, Signore. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Alleluia. Se la puoi immaginare. Se la puoi contare. Se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto ho respirato mai, sentirò dalla tua bocca, ti benedirò. Lodiamo il Signore. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, un nuovo tempo, e un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto ho respirato mai, sentirò dalla tua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, un nuovo tempo, e un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto ho respirato mai, sentirò dalla tua bocca, ti benedirò. Ti benedirò. Ti benedirò. Una nuova storia Dio ha Solo la Chiesa. per me.
Tu credi in questo? Una nuova storia solo la Chiesa. Più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Alleluia, tuo nome, Signore. Graça su di te rivolga il suo sguardo che sia pace in te. Al mattino e alla sera, e non ha
Gloria al tuo nome, Signore. Lodiamo il tuo nome, Padre. Ringraziamo, Signore, perché tu sei presente nelle nostre vite. Perché tu sei presente, Signore, nella nostra famiglia, nostro lavoro, nella nostra casa. E noi questa mattina, Signore, siamo qui insieme come la tua Chiesa, Padre, per renderti grazia, onore, per dire, Signore, che tu sei l'unico, per dire, Signore, che tu sei l'eterno Dio presente nelle nostre vite, Dio Emanuele che non ci abbandona mai, il Figlio di Dio che è venuto, Signore, a darci la salvezza. E per questo, Signore, noi abbiamo te, per questo, Signore, noi siamo tuoi. E quello noi vogliamo chiedere, Signore, che tu faccia, Signore, presente ogni giorno nelle nostre vite, Signore. Che il tuo Spirito Santo, Signore, possa parlare nelle nostre vite questa mattina, Signore, tramite, Signore, la tua parola, Signore, che noi possiamo essere trasformati, Signore, dalla tua parola e che possiamo tornare nelle nostre case, Signore, con l'inizio della nuova settimana, Signore, pieno della tua presenza, pieno, Signore, della tua volontà, Signore, pronti a fare, Signore, ciò che tu vuoi per le nostre vite e vivere, Signore, la nostra vita in abbondanza come la tua promessa. In nome di Gesù noi ti ringraziamo e ti lodiamo. Amen e amen. Potete sedervi. Amen. Amen. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Bene, freddo? Un po' di freddo, no? Amen. Prima di ascoltare la parola del Signore, grazie, io penso che possiamo pregare di nuovo, perché se vogliamo vivere la comunione, se vogliamo vivere l'esperienza della unità della Chiesa, dobbiamo pregare insieme. Amen. Vi invito di alzarci in piedi adesso. Facciamo una preghiera, 2 o 3 persone. Tu puoi pregare e salutare anche la persona a tuo fianco e così possiamo pregare insieme. Se volete potete anche chiedere se c'è qualcosa da pregare, ma così possiamo pregare come la stessa Chiesa, come una famiglia. Amen. 2 o 3 persone, pregate insieme adesso e così possiamo iniziare questa esperienza di vivere e di sentire la voce del Signore. Amen. Pregate insieme. Alleluia. Amen, Signore. Grazie, Signore. Ti ringraziamo, Gesù. Questa opportunità, Signore. Alleluia, Signore. Ti ringraziamo, Gesù, per questa opportunità di essere insieme come una famiglia, come la stessa Chiesa. Grazie, Signore. Grazie perché sappiamo che il Signore ha preparato questo giorno, questa mattina. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Alleluia. Amen, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Che possiamo sentire la presenza dello Spirito Santo, Signore. Che possiamo sentire ed ascoltare la tua voce, Signore. Parla, Gesù. Parla, Signore. Parla, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Oggi parleremo
di un tema molto molto importante, molto interessante e anche un tema che ogni tanto ci vuole parlare. Gesù sta tornando e oggi parleremo un po' di aspettare il ritorno di Gesù. Prima di iniziare, io penso che possiamo leggere il nostro primo brano di questa mattina, che si trova Atti degli Apostoli, primo capitolo, dal versetto 1 all'11, ok? Atti degli Apostoli, penso che è già ok. Atti, primo capitolo. Parleremo oggi di aspettare il ritorno di Gesù, aspettare il nostro Signore. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse, state attenti adesso, avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose a loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete cosa? Testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come se avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, 2 uomini in vesti bianchi si presentarono a loro e dissero, uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Amen. Il Signore possa benedire questo tempo di studiare, imparare e ascoltare la sua parola. Amen. Adesso è un momento di aprire non solo il nostro orecchio, ma aprire il nostro cuore per capire quello che il Signore vuole parlare oggi con la sua Chiesa. I discepoli parlavano dell'ascensione di Gesù al cielo e ricordavano le sue ordinanze. Gesù aveva detto che non dovevano lasciare Gerusalemme, ma aspettare la promessa del Padre. E quale sarebbe questa promessa? Che promessa era questa? Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in spirito fra non molti giorni. Questa era la promessa. La prima cosa che Gesù aveva detto era che lo Spirito Santo veniva. E dopo aver ascoltato ciò che Gesù disse, i discepoli avevano detto, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? E gli rispose loro, no, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. E questa è la parte più importante del brano, ma voi riceverete potenza. Possiamo ripetere questa parola? Potenza. 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 Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Qua si impara subito la prima lezione di questa mattina. Per ricevere potenza, cosa deve succedere? Lo Spirito Santo deve
venire. Senza la presenza dello Spirito Santo non c'è potere, non c'è potenza. Ok? E lui aveva detto, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino alla estremità della terra. Le ultime parole di Gesù prima di ascendere al cielo furono: riceverete potenza, Spirito Santo e mi sarete testimoni. Non dimenticare queste tre parole: potenza, Spirito Santo, testimoni. Possiamo ripetere queste tre parole? Potenza, Spirito Santo, testimoni. Che tremendo, che incredibile sapere che prima di tornare a casa, prima di ascendere, il Signore ci ha lasciato queste tre parole. Queste tre parole che oggi sono le tre parole che vedremo adesso cosa Gesù ci ha insegnato. Riceverete potenza, riceverete la presenza dello Spirito, sarete testimoni. Che parola forte! Si vede chiaramente con queste tre parole la preoccupazione di Gesù era quella di lasciare i suoi discepoli pronti, preparati a compiere una missione. Gesù aveva lasciato una missione. Qual era la missione? Essere testimoni, testimoni. Gesù è salito, è tornato a casa, ha compiuto il proposito del Padre, ma ha lasciato un compito. Gesù ci ha lasciato un compito. Sarete testimoni. Sapete che questa persona a tuo fianco è una testimonia? Sì? No. Siamo testimoni, ok? Mentre dopo possiamo leggere il secondo capitolo di Atti, ok? Possiamo capire e vedere ciò che la Bibbia ci dice della presenza dello Spirito Santo. Potete dopo leggere a casa il secondo capitolo di Atti e così potete capire cosa è successo dopo. Gesù aveva detto che lo Spirito Santo veniva, ma dopo non faremo questo adesso, ma dopo nel secondo capitolo di Atti possiamo capire che lo Spirito Santo è venuto, loro hanno vissuto un'esperienza incredibile, incredibile. Furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Dopo potete leggere questo capitolo, ok? Oggi io vorrei concentrarmi con voi su due cose, importanti. Gesù ha preparato i suoi discepoli e li ha avvertiti che lo Spirito Santo sarebbe venuto e ha lasciato a loro una missione. E anche questa missione sarebbe anche per noi, ok? Gesù sta tornando, carissimi. Non so se potete sentire come io sento ogni giorno quando io leggo qualcosa o guardo su internet, oppure quando stiamo guardando la TV o parliamo con altre persone, si può capire chiaramente che Gesù sta tornando. Non sappiamo se sarà oggi, può darsi che tra qualche minuto Gesù può tornare, possiamo sentire la trombetta suonando e Gesù, non sappiamo, può essere oggi, sì o no? Può essere domani, può essere 10 anni dopo, però una cosa è certa, Gesù sta tornando. Questa è una frase che sentiamo da sempre. Io quando ero piccolo, la mia nonna diceva, Gesù sta tornando. Ho 40 anni, la mia nonna diceva quando era piccolo, Gesù sta tornando, dobbiamo preparare il nostro cuore, Gesù sta tornando. E noi dobbiamo vivere con questo sentimento dentro del nostro cuore. Gesù sta tornando. Gesù sta tornando, stiamo aspettando il suo ritorno. E cosa lui ci ha chiesto? Di essere testimoni. Testimoni. La parola del Signore, la vita di Gesù è semplice.
imparare delle cose della parola del Signore non è una cosa difficile. Di solito pensiamo che la parola del Signore è una sfida, è difficile di capire, però quello che Gesù ci ha insegnato non è difficile di capire, è semplice. Dobbiamo adesso aprire il nostro orecchio per capire cosa Gesù vuole dire. I testimoni sono persone che hanno visto o assistito a qualcosa. Cosa è una testimonia? È una persona che può raccontare una cosa che ha vissuto, una cosa che è successo. Direttamente al punto, Gesù aspetta che dobbiamo essere testimoni, annunciatori di ciò che abbiamo visto e vissuto. Se io ho consegnato il mio cuore al Signore, se io ho dato la mia vita a Gesù, adesso io divento, e cosa io devo fare? Raccontare. Ho visto, ho vissuto. Dio ha fatto qualcosa nella mia vita e adesso cosa io devo fare? Essere testimoni e raccontare a un'altra persona quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Ele è venuto, è vissuto da uomo, ha svolto il suo ministero, ci ha salvato, è morto per noi, ha dato se stesso, ha segnato la nostra vita, ci ha lasciato il suo spirito e ora dobbiamo annunciare, proclamare, condividere le buone notizie del Vangelo. Amen. Gesù non ci ha chiesto di costruire grandi chiese, sai? Di conquistare tesori sulla terra. Gesù non ci ha chiesto di essere famosi, di essere ricchi, di investire tempo e soldi nella carriera e nei beni materiali, viaggiare, comprare auto, eccetera, iPhone 14, fare amicizia, godere la vita. Gesù ci ha chiesto: dovete essere testimoni, proclamare il Vangelo del Signore, perché io tornerò. Gesù sta tornando. Tu puoi parlare alla persona al tuo fianco: Gesù sta tornando. Ma puoi parlare, per favore, non avere paura, sai? Gesù sta tornando, caro. E noi come Chiesa stiamo in attesa di questo ritorno. La Chiesa sta aspettando che Gesù tornerà. Cosa dobbiamo fare, carissimi? Lui ha detto in Matteo 28, 19 e 20. Possiamo leggere Matteo 28, 19 e 20. Per favore, sì, potete mettere là, grazie. Andate dunque e fate miei tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. Solo un giorno, solo oggi, solo domani, solo nel momento di gioia, oppure solo nel momento di difficoltà. Cosa lui ha detto? Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Io sono con voi. Gesù ha detto: io sono con voi, fate discepoli e non dimenticare. Io tornerò. Gesù sta tornando. Che promessa incredibile, non siamo soli. Gesù non ci lascerà. È andato, è asceso al cielo, ma tornerà e fino al suo ritorno ha lasciato il suo spirito. Abbiamo letto all'inizio che lui aveva detto: io vado, però vi lascio lo spirito che tra qualche giorno, ok, come ho detto che potete leggere dopo nel capitolo 2 di Atti, lui ha detto: io lascio il mio spirito. Loro hanno capito perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Gesù ci ha lasciato lo Spirito Santo per insegnarci, per prendere cura della nostra vita, per riempire il nostro cuore fino a che Lui torni. Ok? Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo ci porta quello potere che ho detto,
quello potere, quella grazia. Lo Spirito Santo sarebbe lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù. Amen. Abbiamo bisogno di quello fuoco. Sì, possiamo dopo leggere il secondo capitolo, possiamo capire che assieme alla presenza dello Spirito Santo cosa è venuta? Un fuoco. E loro hanno iniziato a parlare in altre lingue perché il potere, il fuoco del Signore è venuto. E è di questo fuoco, di questa presenza che noi abbiamo bisogno. Amen? Perché Gesù sta tornando e dobbiamo preparare il nostro cuore e la nostra vita. Senza potere io non posso diventare una testimonia. Senza potere la gente non crederà. Senza lo Spirito Santo, senza la grazia del Signore, nessuno capirà chi è il Signore, chi è Gesù. Adesso ti faccio una domanda. Quanto appassionatamente condividi Gesù con le persone? Io ho ricevuto Gesù. Io ho dato il mio cuore al Signore. E adesso io devo annunciare, proclamare, parlare del Signore ai miei amici, persone della mia famiglia, del lavoro. E come funziona nella tua giornata? Quando arriva al lavoro, in scuola, quanto appassionato tu sei quando inizi a parlare del Signore? Con che potenza, con che passione io parlo del Signore? Perché io parlo di calcio, io parlo di tante cose, io parlo delle cose che non sono cose del Signore, con passione. Quando io parlo, ma guarda, e di Gesù. Quando io, in Brasile adesso stiamo vivendo un momento terribile nella parte della politica, ok? Stiamo vivendo un momento terribile e ci sono delle persone che parlano con passione. Parlano, no, ma io sono sinistra, io sono destra, io sono di questo, io sono di questo. Passione, piangono quando parlano, ma e di Gesù? In che passione io parlo del mio Signore, del mio Salvatore che ha trasformato la mia vita, che ha cambiato la mia storia, che ha dato la mia vita sulla croce. Come io parlo del Signore quando io inizio a evangelizzare una persona? Sì, per caso faccio così, perché di solito neanche parlo del Signore. C'è gente nel mio lavoro, nella scuola, dove io vado, che neanche sanno che io sono una persona credente, cristiano. Come il pastore Sandro sempre dice, ci sono delle credenti 007. Sai quella persona che nessuna persona sa che è credente. E un giorno io dico che canto nel coro, che faccio parte della chiesa, invito questa persona. Ma tu sei credente? Addirittura. Perché è così che funziona. Le persone devono vedere in me la luce del Signore, la presenza del Signore, la gloria del Signore. Se le persone non vedono, c'è qualcosa sbagliato nella mia vita. C'è qualcosa che non funziona. Gesù ci ha lasciato una missione, essere testimoni. Non sono io che vi chiedo di essere testimoni. Gesù ci ha chiesto di essere testimoni. Lui ha lasciato questa missione mentre siamo in attesa, mentre aspettiamo il suo ritorno. Come va la tua vita ogni giorno? Come va la tua vita nel lavoro, in scuola? Lui tornerà. Gesù sta tornando. Questa era solo l'introduzione, adesso comincio la predicazione. Amen? È tipo, si inizia come legno, piano piano, e vai scaldando. Ok? Noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Amen? E mentre aspettiamo, cosa dovremo fare? Dobbiamo prepararci, avvicinarci al Signore e testimoniare. E adesso io parlerò velocemente, spero, di questi 3 punti che dobbiamo fare mentre aspettiamo che Gesù torni. Amen? Perché Gesù tornerà. Magari può essere oggi. Che benedizione. Pensa, siamo nella casa del Signore, Marcello suonando, Jacqueline toccando. E subito
Opa, papara, Gesù tornando. Pensa che bello, che prezioso vedere e vivere questa esperienza. Cosa dobbiamo fare mentre aspettiamo? 3 punti. Primo punto, preparare il nostro cuore, prepararci. Conosciamo bene un testo famoso della parola del Signore che si trova in Matteo 25, 1, 13. Lo so che oggi leggeremo tanti brani, però è così che funziona. Non lo so se conoscete, ma esiste un libro nero che si chiama Parola del Signore. Conoscete già? È molto molto importante. Se non conoscete, dopo potete parlare con Walter, ci sono tanti là, potete anche comprare e conoscere perché è bello. Oggi ho portato il mio libro nero digitale, sai? Però è una cosa importante. Le credenti stanno dimenticando, i figli del Signore, dimenticando di leggere la parola del Signore. E la parola del Signore è un libro prezioso dove io trovo tutto ciò che ho bisogno. Io devo leggere la parola del Signore. Se non leggo la parola del Signore, io non conosco il Signore. Perché conoscere il Signore è leggere, imparare, sapere e capire tutto che Dio ha lasciato nel suo libro nero, nella parola del Signore. Se per caso non conoscete, vi invito a conoscere. Non è quello libro che io apro e lascio nel Salmi 91 e dopo diventa un po' giallo perché ogni tanto polvere. Una Bibbia. Sai un'altra cosa? Di solito, io parlo per me, mi piace tecnologia, sai? E mi piace iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 20, 100. E quando viene un altro, Signore, ho perso il prossimo iPhone, devo... E sai cosa inizio a fare? Tutto facciamo con il nostro telefonino, giusto o no? Si paga delle bollette, certo? Social, WhatsApp, eccetera. E anche, no, ma io ce l'ho la parola del Signore nel mio telefonino. Potete guardare oggi, non per giudicare, solo un sondaggio, ok? Quanti di voi avete portato la parola cartacea oggi, la Bibbia? Alza per favore, vi chiedo. Metà della Chiesa non ha portato la parola cartacea. Non è per dirvi che adesso, per favore, sai di questo corpo, non è così. Però vi dico una cosa, il Signore ti ha lasciato, perché quando io leggo la parola del Signore nel mio telefonino, ho detto già nell'altra volta, di solito arriva un messaggio oppure qualche altra cosa che mi ruba la mia attenzione e non è così che funziona. Io devo spendere tempo leggendo la parola del Signore, che Gesù ha detto tante cose, il Signore ci ha insegnato tante cose e vi faccio questa richiesta, grazie. Vi faccio questa richiesta. Non dimenticare prossima domenica di portare la Bibbia cartacea. Non c'è problema. State attenti, non c'è problema di leggere su telefonino, iPad, tablet, computer, non c'è problema, però è diverso leggere e vedere. A volte leggo un testo e dopo che bello, che prezioso. Ok, io quando ero bambino in chiesa si faceva competizione di chi poteva trovare prima un brano della parola. E era così che funzionava. Io era quello che voleva essere il primo. E quando il pastore diceva, adesso io dico il brano, e dico 3, 2, 1 e dovete trovare. Chi trova primo vince. E il pastore diceva, esempio, Matteo 25, io. Subito. Oggi una persona vi chiedo, adesso apriamo la parola del Signore, Isaia 51, la persona cercando di trovare dov'è il testo, perché non conosce la parola, perché di solito Isaia 51, metto sul telefonino e subito trovo quello che devo leggere. Non dimenticare di leggere e di portare la parola cartacea. Leggiamo adesso Matteo 25, 1, 13. E oggi leggeremo tanti versetti perché la parola ci insegna. Ho detto che il primo punto di quello che dobbiamo fare mentre aspettiamo che Gesù possa tornare, dobbiamo preparare il nostro cuore.
Leggiamo veloce. Allora, il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte, i 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutti divennero assonati e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo, uscite l'incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte disserono alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Loro avevano dimenticato di prepararsi. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu quelle che erano pronte. Questa è la prima cosa che la parola ci insegna. Io devo essere... Tu sai il giorno che Gesù tornerà? Lui ti ha inviato un messaggio? Lui non ti ha inviato un WhatsApp? Non sei nel gruppo del giorno che Gesù tornerà? Addirittura? Non sei, dopo parlate con il pastore Caio, c'è un gruppo su WhatsApp, Gesù sta tornando, sai? E di solito ogni tanto vedo, persona X è uscita, persona X è uscita, dovete fare parte di questo gruppo. Allora, state attenti, quelli che erano pronti, Più tardi vennero anche altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici! Bussando alla porta, perché la porta era? Quelli che erano pronti, cosa ha successo? E quelli che non erano pronti? Toc, 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 toc. So sorry. Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi... Signore, io non vorrei sentire questo. Io non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. È la parola del Signore che ci insegna in modo molto semplice, come il Vangelo e le cose del Signore. Sapete cosa ci insegna questa parabola? Che dobbiamo essere preparati. Non sappiamo il giorno, non sappiamo neanche l'orario. Tutto ciò che sappiamo è che Lui sta tornando. Io devo prepararmi. Sai una cosa interessante? Prepararsi è nel senso di essere pronto proprio, di aspettare. Non so quando, ma io sono pronto, sto aspettando. Sai quando una persona ti dice: verso 10 passo a darti un passaggio. Cosa tu devi fare? 9:30 deve essere pronto. Oppure, se non sei pronto, la porta si chiude e questa persona può darsi che arrivi, tu non era pronto, e la persona hai perso il passaggio per venire in chiesa, ok? Devo essere consapevole ogni giorno e ricordare chi ci ha avvertito che sarebbe tornato. La vita terrena è una vita passeggera. L'obiettivo è la vita eterna. L'obiettivo del credente, del figlio del Signore, è vivere con Cristo. Io non posso, carissimi, dimenticare. Ecco perché Dio mi ha dato questa missione oggi di parlare che Gesù sta tornando. Non dimenticare nostro obiettivo. I miei occhi devono essere nella eternità, non nella vita terrena che è passeggera. Io devo guardare il Signore, io devo guardare la vita eterna. Gesù sta tornando. Siete pronti? Siete pronti? Oppa, 2 o 3. Signore, per favore, chiedo Gesù, prepara il nostro cuore. Ho letto settimana scorsa, non so se avete letto, che la scienza ha creato in 1947 un orologio
che conta quanto siamo vicini alla fine dei tempi. Qualcuno ha letto questa notizia su internet? Carissimi, state attenti, la scienza ha detto, non era un pastore, non era il figlio di Billy Graham che ha inviato su CNN una notizia dicendo la scienza ha creato un orologio che conta quanto siamo vicini alla fine dei tempi. Avete visto? Sull'orologio la fine del mondo sarebbe quando arriva la mezzanotte. Cioè quando ponteiro, come fa il ponteiro? Lancette, mezzanotte, fine dei tempi. In queste ultime settimane loro hanno affermato, state attenti, la scienza, hanno affermato che l'orologio mostra 90 secondi a mezzanotte. Mancano 90 secondi per arrivare a mezzanotte. Cosa significa? Stiamo arrivando alla fine. La scienza che ha detto. Loro stanno dicendo manca poco. La scienza sta dicendo stiamo arrivando. Sai una cosa interessante? Io penso sempre che un pastore, un credente, una persona che conosce il Signore dicendo che Gesù sta tornando, c'è gente che sente, va bene, amen, Maranatha, ok, ma la scienza, loro hanno studiato, pensa che questo orologio è stato creato nel 1947 e di là stanno contando, da 47 stanno contando quanto manca per arrivare a mezzanotte. 90 secondi vuol dire che stiamo arrivando al grande giorno. La scienza che dice, Vangelo secondo Matteo 24:42 dice così, vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà, ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, velerebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa, giusto? Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Ecco perché io devo preparare il mio cuore. Dobbiamo prepararci. Pandemia, guerre, amore della gente si raffreddando, mondo che si annoia. È un po' noioso il mondo, giusto? Ogni tanto che si inizia a parlare con una persona, quando si sente questa persona parlando delle cose, io dico, Signore, che cuore vuoto, che persona vuota, sbaglio o no? Della presenza del Signore. Si sente che le persone stanno raffreddando il cuore. Il tempo vola, non è così? Quando finisce la giornata, Luigi, io vedo, ma non ho fatto niente. È così che funziona, dottore? Quando finisce la giornata, a volte il nostro sentimento è, ho fatto tanto, ma mi mancava almeno 10 ore in più per fare quello che volevo fare. Sai? Di cosa tu hai bisogno ancora per capire che Gesù sta tornando? La parola dice che Gesù sta tornando. E possiamo vedere, la pandemia io penso che è stata una delle cose più importanti per farci capire che il Signore sta tornando. E non solo la pandemia. Possiamo vedere adesso cosa sta succedendo in Ucraina. Ho letto anche settimana scorsa che un generale americano ha detto che nel 2025 ci sarà una guerra tra Stati Uniti e Giappone. Avete letto questo anche? Cioè, Gesù sta tornando. La parola aveva detto che quando inizieremo a sentire di guerre, di tante cose, sarebbe cosa? Inizio di tutto. Sai? Primo punto che ho detto mentre aspettiamo la volta del Signore è preparare il nostro cuore. Amen? Preparare. Il secondo punto, avvicinarmi al Signore. Chiedo a Emanuele di per favore condividere lettera ai Colossesi 3, 1-3.
Ascoltate questo brano. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di... Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita nascosta con Cristo in Dio. Secondo punto è avvicinare il mio cuore, la mia vita al Signore. E in un modo semplice, cercate le cose di lassù. Non siamo di qua. Ho detto che la nostra vita è passeggera. Io non abito qua. Io resto qua, io sono qua. Dove io devo dimorare, abitare forever and ever? Vita eterna, nella casa del Signore. È così. Io non devo vivere pensando che casa devo comprare, se compro una Maserati, una BMW, se compro una Lamborghini oppure un Panda. Io devo pensare che tra poco Gesù sta tornando. Io devo preparare il mio cuore. Non dimenticare, cercate le cose di lassù, cercate le cose dall'alto, cercate di leggere la parola del Signore, cercate di pregare di più, cercate di consacrarti la vostra vita, cercate di essere in comunione con i tuoi fratelli, cercate di fuggire dal peccato. Il diavolo ha una strategia per allontanarti dal Signore. Il diavolo ha pianificato tutto già. Il diavolo conosce la tua vita, la tua giornata, il diavolo conosce la tua casa, il diavolo conosce la tua famiglia, il diavolo sa tutto, tutto. E lui già ha pianificato. Però io devo ricordare che la parola del Signore ci insegna: cercate le cose di lassù. Non possiamo dimenticare che il Re sta tornando. Io devo allontanarmi dal peccato, non lasciare che il diavolo possa allontanarmi dal Signore. Amen? Siete qua ancora o no? Amen? Potete dire al vostro carissimo fratello o sorella: Gesù sta tornando? Gesù sta tornando a prendere la sua chiesa. Io devo essere pronto, santificato, preparato. Devo tornare a Gesù, perché a volte io vengo alla chiesa, ma non sono addirittura un credente. Non vivo addirittura la parola del Signore. Non metto in pratica quello che il Signore ci ha chiesto, ci ha insegnato. Vivo una vita che non è la mia vita. Entro qua e dopo, quando esco dalla chiesa, divento un'altra persona. Oppure quella persona che io veramente sono. Devo tornare a Gesù. Dobbiamo tornare alla presenza del Signore. Tornare alla vita di preghiera, carissimi. Non devo pregare solo quando vengo in chiesa. Non devo pregare solo quando il pastore ci chiede. Devo pregare ogni giorno. Perché pregare ogni giorno è parlare col Signore. Come io posso avere consegnato il mio cuore a Gesù e non parlare con Lui? Chi è sposato? Mario e Vivian. Come mai una coppia che vive nella stessa casa può vivere e ogni giorno non parlare? Oppure parlare solo domenica al mattino? Pensa Mario e Vivian abitando, oppure il Rogelio e il Roberto, vai, o Marcello e Jacqueline, vai, nella stessa casa, ogni giorno Mario non parla con Vivian, Jacqueline neanche guarda Marcello, Rogelio passa lontano di Roberto, però quando arriva domenica: buongiorno Marcello, come va? E Roberto si avvicina a Vivian: ti chiedo Vivian. No, Mario, scusa. Oh, mi raccomando, Roberto. Rogelio mi ha guardato adesso. Sta attento, Roberto. Mario si avvicina di Vivian e dice: amore mio, sai che io ti amo? Da 30 anni che siamo sposati, o 40 anni che siamo sposati, tu sei l'amore della mia vita. Sai cosa lei dirà
a Mario, ma che amore della tua vita? Hai capito il ragionamento? Che amore della tua vita, ma tutta la settimana non hai parlato con me e adesso vieni a chiedermi un bacio, vieni a chiedermi un caffè. Per favore, come io posso vivere una vita con Gesù, preparare il mio cuore per abitare e dimorare nella casa del Signore, se neanche parlo con Lui? Gesù sta tornando e se Gesù torna, il tuo cuore non è preparato, sai cosa succede? La porta, pow! Ultimo punto, testimoniare. Come abbiamo letto all'inizio, Gesù ci ha chiesto di essere testimoni. Stai predicando il Vangelo? Stai annunciando la salvezza? Com'è la tua testimonianza davanti alle persone? Com'è la tua testimonianza nel tuo lavoro? Com'è la tua testimonianza? Loro sanno là che tu sei credente? Oppure ogni tanto loro sentono dalla tua bocca delle parole meravigliose tipo gloria al Signore, ma alleluia. Dovete ricordare, siamo testimoni. Sembra una roba semplice quello che sto dicendo e è veramente semplice. Cosa dicono le persone di te? Se io potessi sentire quello che dicono di me quando io non sono là, Rossella, pensa, nel mio lavoro. Se per caso loro sanno che io sono credente, Marcello, quando io esco di là, cosa loro dicono di me? Cosa loro dicono della mia testimonianza? Cosa loro dicono se io porto o non porto la presenza di Gesù e del Signore? Come ti vedono le persone? Cosa hai fatto di buono per le persone al lavoro? Come hai influenzato i tuoi compagni di scuola, i giovani adolescenti, quando arrivano in scuola? Loro sanno che siete credenti? Loro sanno che avete dato la vostra vita al Signore? Loro conoscono la vostra testimonianza? Oppure no? Non posso dire, perché così loro non mi invitano ad andare in tanti posti che io voglio andare. Quanto di Gesù hai portato agli altri? Sai che quando io consegno la mia vita al Signore, dove io vado, cosa succede? Io porto il Signore con me, sì o no? Oppure quando vado da un'altra parte c'è posto che Gesù, opa, scusa Rubinho, in questo posto non posso entrare. Io vorrei finire leggendo questo brano, chiedo per favore, seconda lettera a Timoteo, primo capitolo, versetto 8. Ricordatevi che l'ultimo punto è testimoniare, ok? Non aver dunque, cosa? Non aver dunque della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffrì anche tu per il Vangelo dalla potenza di Dio. Non avere vergogna di annunziare, di proclamare, di testimoniare del nostro Signore. Io non posso avere vergogna di dire quello che Gesù ha fatto per me. Non dobbiamo e non possiamo vergognarci di annunciare, perché Lui ci ama, ha sofferto per noi. Tra qualche minuti celebreremo la cena del Signore per ricordare che Gesù ha sofferto per noi, ha dato la sua vita per noi. Dobbiamo parlare di Gesù finché abbiamo tempo. Sai perché? Perché a qualche momento la porta si chiuderà. E prima di parlare, prima di proclamare, prima di essere testimoni, io devo prendere cura della mia vita, guardare il mio cuore e dire al Signore, come dice quello Salmo 139, che il Signore possa guardare dentro del mio cuore e vedere se c'è qualcosa che non va bene. Dobbiamo santificare la nostra vita, allontanare il nostro cuore dal peccato. Gesù
sta tornando. Santifica la tua vita. Prepara il tuo cuore. Avvicinati al Signore perché Gesù sta tornando. Possiamo pregare? Gesù sta tornando, carissimi. Amen? C'è gente che quando si parla che Gesù sta tornando, la prima cosa che senti, il primo sentimento è paura. Gesù sta tornando, cosa faccio adesso? Io vorrei pregare insieme a voi. E adesso è un momento di parlare con il Signore. Io vorrei fare 2 preghiere insieme, però per 2 cose diverse. La prima cosa è, per favore, non avere paura e non lasciare questo momento di consegna al Signore. Può darsi che sei un credente, sei una persona che è cresciuta nella Chiesa, che conosce Gesù, ma il tuo cuore è freddo, oppure hai allontanato la tua vita dalla presenza del Signore, oppure non si senti pronto perché abbiamo ascoltato che Gesù sta tornando e forse dopo sentire tutto questo la tua domanda è: io non sono pronto ancora, non mi sento pronto ancora. Se volete possiamo pregare adesso per te. E la seconda domanda, se per caso c'è qualcuno che ancora non ha consegnato il suo cuore oppure la sua vita al Signore, anche per te io vorrei pregare. Se non hai mai fatto una preghiera dicendo: Gesù, io ti do il mio cuore, io ti do la mia vita, oggi è arrivato il grande giorno di pregare al Signore e di accettare il Vangelo e di accettare questa parola potente. Se volete possiamo pregare insieme nel tuo posto, ok? Se volete nel vostro posto adesso alza la tua mano. Se hai bisogno di una preghiera, amen. Se hai bisogno di una preghiera, amen, amen. Che Dio vi benedica. Se hai bisogno di una preghiera, alza la tua mano, amen, amen. Sono tanti, amen, amen. Alziamoci adesso, tutti in piedi adesso, preghiamo insieme. Tante persone hanno alzato le mani, le vostre mani. Io penso che così possiamo pregare, perché Gesù sta tornando. Amen. Gruppo Lode puoi venire. E io penso che la cosa più importante che abbiamo sentito questa mattina è non dimenticare che il Re sta tornando. Gesù sta tornando. Io devo prepararmi, avvicinarmi e diventare testimonia del Vangelo del Signore. Se volete consegnare la vostra vita a Gesù oggi, oppure tornare alla casa del Signore, oppure chiedere a Gesù che il Signore possa benedire e aiutare a capire che Lui sta tornando, e così possiamo preparare il nostro cuore, preghiamo insieme. Ho visto tante persone alzando le mani, preghiamo insieme. Amen. Oh Signore, grazie Gesù. Grazie Signore perché abbiamo imparato questa mattina che il Signore sta tornando. Sappiamo già che il ritorno di Gesù sarà, non sappiamo quando, però Gesù sta tornando. E Signore, non vogliamo essere come quella parabola che abbiamo letto di quelle vergini che non erano preparati, Signore. Vogliamo preparare il nostro cuore, la nostra vita. Vogliamo, Signore, chiedere a Gesù di aiutarci. Signore, nel nome di Gesù, ci sono delle persone oggi che non hanno mai fatto una preghiera consegnando la loro vita al Signore. Io chiedo a Gesù, Signore, che Tu possa benedire adesso ogni
persona, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, che tu possa benedire ogni persona che ha alzato la sua mano oggi, Signore. Nel nome di Gesù, quelli che si sentono lontano dalla tua presenza, Signore, lontani dalla tua presenza, che tu possa benedire, Signore, che tu possa benedire, Signore, nel nome di Gesù, che possiamo vivere questa passione del Vangelo, che possiamo vivere questa grazia, Signore, sapendo che stai tornando, Signore, nel nome di Gesù. Aiutaci a preparare il nostro cuore, conoscere la tua parola. Aiutaci, Signore, a pregare ogni giorno della nostra vita. Aiutaci, Signore, aiutaci, Signore. Oh Dio, che possiamo ricordare che il nostro obiettivo è la vita eterna, che il nostro obiettivo è dimorare nella casa del Signore, che noi possiamo, Signore, ricordare sacrificio nella croce, Signore. Grazie, Signore, grazie per tutto. Ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Non dimenticare che Gesù sta tornando. Amen. Tu puoi dire l'ultima volta di questa mattina a questa persona a tuo fianco: Gesù sta tornando. Anche perché può essere che Lui torni oggi. Non so se Lui torna oggi. Gesù sta tornando, Gesù sta tornando, amen? Io invito adesso i nostri diaconi, per favore, invito i nostri diaconi che possono venire qua, e adesso è un momento di ricordare la morte e la vita del nostro Signore. Alleluia, Gesù sta tornando. E adesso è un momento di ricordare che Lui ha vinto la morte. È un momento bello, è un momento molto importante. Chiedo in questo momento che mentre cantiamo, i nostri diaconi serviranno il corpo e il sangue di Cristo. Mentre cantiamo possiamo mantenere il nostro spirito collegato allo Spirito del Signore. Amen. E dopo questo brano che faremo adesso, pregheremo insieme, leggeremo un piccolo brano della parola e così celebreremo la cena del Signore. Amen. Gesù sta tornando. Ecco perché celebreremo oggi. Per favore, potete andare così mentre cantiamo. Alleluia. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signore. Al tuo trono un canto
perché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Gesù sta tornando. Facciamo adesso ringraziando al Signore in memoria del nostro Gesù. Possiamo insieme, come la stessa Chiesa, come la stessa famiglia, come il corpo di Cristo, mangiare il pane e bere il sangue di Cristo. Amen? Grazie Signore, ti ringraziamo Gesù perché la tua parola ci insegna che dobbiamo fare in memoria di te per non dimenticare che dobbiamo annunziare la tua morte e dobbiamo, Signore, ricordare ogni giorno della nostra vita che Gesù sta tornando. Grazie per questo corpo di Cristo, grazie Signore per il tuo sangue. Signore, in questo momento ti chiediamo di preparare la nostra vita e il nostro cuore, Signore. Ti chiediamo, Signore, che ogni giorno possiamo avvicinare il nostro spirito al tuo, Signore, che possiamo ogni giorno avere, Signore, voglia e desiderio di leggere la tua parola, di pregare, parlare con te e annunciare che il Re sta tornando. Grazie Signore per questo momento prezioso. Grazie Signore perché tu hai vinto la morte. Ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo fare un applauso a Gesù ringraziando al Signore, ma facciamo un applauso come Lui merita. Gloria al Signore, gloria a Dio, gloria a Gesù. Amen. Amen. E adesso è un momento di consegnare al Signore quello che ci ha dato, è un momento di consegnare le nostre decime, le nostre offerte. Se per caso volete una busta, potete parlare con i nostri diaconi, ok? E mentre cantiamo di nuovo, perché nella casa del Signore è così che funziona, cantiamo e lodiamo al Signore in ogni tempo, potete venire consegnare a Gesù le vostre decime e le vostre offerte. Dio sta ogni giorno facendo delle cose incredibili nella nostra Chiesa. Io sono sicuro che quest'anno che ha appena iniziato, tra 2, 3, 4, 5, 6 mesi, possiamo sicuramente guardare quello che Dio farà nelle nostre vite e anche nella nostra Chiesa. Abbiamo iniziato l'anno con una benedizione molto speciale di vedere che siamo... parlo del mese scorso, che nella metà del mese era praticamente tutto a posto già, e Dio sta ogni giorno facendo delle cose incredibili. Cosa dobbiamo fare? La nostra parte. Quando Dio benedice la mia vita, io devo non per fare un cambio col Signore, ma in un modo di ringraziamento dare a Gesù una parte di quello che il Signore mi dà, così io posso sperimentare come un cuore grato, come un cuore che sfrutta della benedizione del Signore fa. Amen. Così, mentre cantiamo, potete venire con gioia, potete venire dicendo al Signore: grazie, perché se io vengo qua è perché il Signore mi ha benedetto. Amen. Amen, Chiesa. Cantiamo e così facciamo le nostre offerte in questo momento.
ringraziamo e ti lodiamo, Signore. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Gloria e onore a te. Noi ti rendiamo grazie, Signore, per le tue provvidenze, Signore, nelle nostre vite, Signore, perché tu ci dai ogni giorno quello che noi abbiamo bisogno. E noi ti chiediamo, Signore, che tu possa benedire ogni famiglia, Signore, continuare, Signore, con le tue benedizioni sopra la nostra Chiesa, Signore. Tu possa trasformare, Signore, questi soldi in queste offerte, Signore, la tua Chiesa possa andare avanti, Signore, e il tuo nome possa essere, Signore, glorificato tramite questo. Grazie di tutto ciò, grazie, Signore, per questo culto meraviglioso, Signore, e tu portaci, Signore, nelle nostre case, sotto la tua protezione, Signore, sotto la tua benedizione. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo, in nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi veloci prima di finire il nostro culto. Abbiamo 3-4 avvisi. Oggi abbiamo iniziato un nuovo tempo col nostro ministero di musica ed arte, ok? Abbiamo iniziato un nuovo tempo. Dio mi ha dato una grande sfida e io ringrazio al Signore di poter iniziare questo lavoro e vi chiedo adesso, piano piano stiamo sistemando ogni parte, ogni cosa, e così se volete dare una mano, partecipare ad esempio aiutando in proiezione, con la media, in diretta, con la comunicazione della Chiesa. Se per caso c'è qualche persona oggi che suona, canta, potete parlare direttamente con me, perché oggi stiamo iniziando un nuovo tempo. Io ringrazio al Signore per tutto che sta facendo nella nostra Chiesa. Amen. Invito prima Walter di venire qua e dopo i responsabili per Ministero Coppie, così loro possono anche dare un avviso importante. Prima Walter, vediamo se c'è un microfono qua. Ok, sono questi 2 avvisi veloci e così pregheremo per finire. Sì. L'associazione Agape a Treviso vuole proporre un nuovo corso a partire da sabato 18 febbraio. Un corso che è rivolto principalmente a tutti coloro che hanno un compito educativo, quindi ai genitori in primis, poi gli insegnanti, i monitori della scuola domenicale, eventuali volontari e quanti vogliono invece intraprendere da zero questo tipo di attività educativa. Le finalità di questo corso sono il potenziamento delle competenze relazionali e di supporto particolarmente alle persone disabili o in stato di disagio socio-relazionale. E la nostra docente, Sabrina Monaco, adesso vi spiegherà meglio, vi farà vedere anche un breve video per spiegazione ulteriore. Salve, appunto sono Sabrina Monaco, vengo da Bologna, sono un'insegnante, un'educatrice e una formatrice. Lavoro nell'ambito dell'educazione, della relazione da più di 30 anni e sono qui appunto coinvolta da Walter, che è mio zio, è mio zio, e per proporvi un percorso in cui tramite lezioni sia teoriche che pratiche, dove ci si mette anche in gioco, facendo delle attività, facendo delle cose, attraverso attività che comprendano l'arte, il movimento, ma il movimento funzionale a quello di cui si è discusso, insomma attraverso questa unione di attività si riesca a capire meglio come essere davvero
di aiuto educativo, di aiuto relazionale e evitare l'errore, che purtroppo è facilissimo per noi, di sostituirci invece di aiutare. Perché quando sostituiamo in realtà aiutiamo noi stessi a sentirci bene, ma non stiamo aiutando. Aiutare vuol dire mettere l'altro nelle condizioni di far da sé. Io adesso vi proporrò un video in cui vedrete una marea di gente. In realtà ci sono ragazzini senza famiglia che provengono da case famiglie, ci sono ragazzini e ragazze disabili, ci sono persone che hanno scelto di esserci e vedrete diversi momenti di vita. Ci sono anche momenti in cui genitori e figli lavorano gli uni per gli altri. Adesso nel video vedrete per esempio una giornata tipo in cui i figli sono in un piano di una casa e stanno preparando i dolci, ma figli, ragazzi grandi o bambini, comunque misti, di ogni tipo di persona, il che vuol dire che possono avere disagi sociali, non averne, avere un handicap o non averlo, gruppo misto, e al piano di sotto i genitori che preparano il pranzo per poter mangiare tutti insieme. C'è uno scambio, un po' come quello che diceva la persona che mi ha preceduto. Marcello, giusto? Quindi niente, la proposta è questa, sono 4 incontri, il sabato pomeriggio dalle 3 alle 5. Alla fine di questo percorso ci sarà un attestato, che con gli occhiali, devo togliermi gli occhiali per leggerli, ci sarà un attestato di livello base, perché con 4 incontri c'è una conoscenza di questo percorso, di queste tecniche e del risultato praticamente di inclusione completa, dove la persona, chiamiamola, che ha bisogno di essere aiutata, in realtà viene messa nelle condizioni di fare, di essere capace di fare da sé insieme agli altri. Quindi devo mettere in gioco anche le mie di fragilità per essere incontrato, e dare autonomia vuol dire che comunque do fiducia. Se do fiducia mi affido e viceversa. Quindi mi affido anche alla persona che mi sembra più incapace, più disabile possibile, e invece lo scambio c'è. E io vi ho portato, il video sarebbe molto più lungo, ma non volendovi portare via mezz'ora di tempo l'abbiamo abbreviato con l'aiuto di Emanuele. E niente, magari dopo il video chi è interessato, se vuole, mi fa delle domande dirette specifiche, le iscrizioni le raccoglierà lui, però io prima delle domande vi farei vedere il video, se siete d'accordo. Ok? Allora, grazie Emanuele. Come saprei capire l'uomo che sei? Avremo adesso varie situazioni sociali in cui i ragazzi sperimentano le competenze di autonomia personale e interpersonale, competenze che sino ad ora sono state stimolate, allenate, rinforzate durante le attività. Nel profondo dentro te, nei silenzi tuoi, emozionando sempre più. Come saprei stupire l'uomo che sei quando stai lì e
non sai che voli prendere, come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollarli ai miei, emozionando sempre più. Nel mondo che solitudini ci dà, perché non resti un po' con me, come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai, come saprei riuscirci io, ancora non lo sai, io ci metterò tutta l'anima che ho, quanta vita sei da vivere adesso, come saprei. Io vorrei che fosse già pelle il contatto che c'è. Io vorrei che fossero stelle ogni volta con te. Come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai, come saprei riuscirci io, ancora non lo sai, io ci metterò tutta l'anima che ho, quanta vita sei da vivere adesso, come saprei. Quanto amore c'è, pronto a scoppiare in me, quanta vita sei da vivere adesso, sì adesso, come saprei. Facciamo così come dobbiamo finire. Se per caso volete domandare qualcosa, alla fine potete direttamente parlare, e se per caso volete anche fare la vostra iscrizione, vi chiedo per cortesia di parlare con Walter, sarà un'opportunità incredibile, si vede subito che è un lavoro molto bello, e io penso che possiamo fare un bel corso, e per favore alla fine parlate direttamente con Walter e anche con Sabrina, se volete fare la iscrizione oppure fare qualche domanda. Grazie Sabrina per il vostro aiuto, la vostra disponibilità. Che Dio ti benedica grandemente in questo lavoro che è un dono del Signore di insegnare. Amen. Jonas, Clelia, Jessica, Eliezer, per favore venite per parlare velocemente, tipo 5 secondi, no, scherzando, ma abbiamo l'ultimo avviso solo di parlare del nostro incontro delle coppie. Amen.
Grazie. Veloce. Buongiorno a tutti. Per chi non ti conosce, sono Eliezer e la mia moglie Jessica. Jonas. Bene, e noi siamo una piccola parte della squadra del Ministero delle Coppie. E ringraziando a Dio, vorremmo informare che questo anno stiamo ripartendo con le attività per le coppie e siamo con grande gioia nei nostri cuori per servire le coppie di questa chiesa. Quello che volevamo dire è che oggi è l'ultimo giorno per l'iscrizione per la cena delle coppie che sarà sabato prossimo, l'11. Allora, l'indirizzo è la trattoria Schiavão a Fazé di Trivignano. Alle 19h30. Bom, vi aspettiamo tutti comunque, guarda, sarà un momento di divertirsi, tutti quelli che sono sposati. Ecco. Per le coppie, ecco. Bene. No, a posto. Bene, grazie a tutti, grazie, buona domenica. Grazie. Facciamo così, quelli che non possono andare possono unirsi a me, così possiamo pregare. Chissà il prossimo incontro saremo insieme, ok? Facciamo una veglia di preghiera, amen. Che Dio vi benedica. Oggi è un culto diverso, culto di cena del Signore, e sempre che stiamo nella casa del Signore è così che funziona, ok? Una mattinata piena di buone cose. Che Dio vi benedica, buona settimana, che la grazia e l'amore di Gesù possa benedire la tua vita e la tua settimana. Amen? Da un abbraccio nella persona a tuo fianco, buona settimana. E parafraseando o pastore Caio, ciao!